obietta che è tutta un'operazione per aumentare le sedi a qualcuno, lei cosa risponde? No, diciamo, la fusione è un procedimento di snellimento e diciamo, si tolgono delle spese inutili, vengono riorganizzati gli uffici, abbiamo dei contributi a fondo perso per 1.600.000 euro per i prossimi 5 anni, siamo liberi dal patto di stabilità, saremo liberi dal patto di stabilità per i prossimi 5 anni, quindi si possono fare delle economie, si possono fare subito degli investimenti, dare dei servizi più qualificati di quelli che già abbiamo e che già sono qualificati, e secondo me non c'è nessun progetto politico, un progetto economico. Sì, non è tanto per rimettere magari qualcuno che in questo momento è fuori dai giochi. No, ma quello no, perché le spiego una cosa: quando si faranno le elezioni, credo nel 2017 o quando dirà la Regione, ci saranno dei rappresentanti del Comune che saranno candidati a sindaci, che possono essere anche persone differenti da quelle che sono i promotori della fusione, e quindi tutti si rimetteranno in gioco, ma almeno noi come promotori diamo la possibilità a questi due comuni di avere una strada più certa, più sicura a livello economico rispetto ad adesso, in cui i comuni sono costretti ad aumentare le tasse per poter chiudere il bilancio alla pari. E sulla Caporetto Azzano Pravis Domini qual è il suo pensiero? Ma lì il discorso è stato diverso, perché la fusione è stata dettata dall'alto e quindi dalla politica, e in quel caso lì ha fallito perché la gente non è stata resa edotta di quello che è il processo della fusione. Invece il nostro è un discorso all'incontrario, partiamo dalla base, i cittadini sono stati resi a conoscenza di questa fusione. Tra il tempo che adesso raccogliamo le firme e il referendum avremo ancora modo di spiegare a loro cosa comporta la fusione, quindi loro decideranno diciamo in maniera più cosciente sulla fusione, se merita farla o meno, e quindi si parte dalla base, dal popolo, rispetto a Pravis Domini, che invece sono partiti all'incontrario praticamente.